Sì, attualmente mi occupo del centro salute mentale di Olbia. Sono arrivato a Olbia invece inizialmente per lavorare presso il CERT. Dopo tanti anni che lavoravo già in psichiatria, mi ero deciso, anche perché i colleghi di Olbia cercavano un psichiatra, di occuparmi della doppia diagnosi. Sappiamo che circa il 70% delle persone afflitte da dipendenze varie hanno una comorbidità psichiatrica. Quello che mi aveva subito positivamente colpito era una buona organizzazione, un lavoro in equipe strutturata con riunioni di equipe, con verbalizzazioni, in modo che si potesse anche proprio seguire il percorso dei casi che venivano discussi, un atteggiamento verso l'utente che teneva, come si può dire, teneva conto che l'utente è un soggetto in interazione con il suo ambiente, con la sua famiglia, che quindi si tratta fin dall'inizio di prendere in carico non solo la persona ma anche il suo ambiente, dare supporto all'ambiente. Quindi da lì gruppi per genitori dei tossicodipendenti, dei dipendenti, gruppi per le compagne, gruppi plurifamiliari per il trattamento del gioco d'azzardo, e sul territorio si sviluppano i club degli alcolisti in trattamento. La criticità che si notava era una difficile cooperazione con gli altri servizi territoriali, e per questo direi che quello che si suppliva a questa mancanza utilizzando un po' i progetti di inclusione sociale che all'epoca si potevano fare, che erano progetti che ti davano la possibilità di intervenire in particolare sul territorio, perché come equipe multidisciplinare c'erano medici, io come psichiatra, due assistenti sociali, psicologi, anche 2 infermieri, ma mancava proprio un braccio verso il territorio che potesse intervenire di più. L'altra possibilità era quella di coinvolgere i servizi sociosanitari, di coinvolgere i comuni. Quindi da lì abbiamo organizzato prima un convegno sulla doppia diagnosi, ai quali hanno partecipato gli operatori dei comuni, assistenti sociali, educatori, e all'epoca di psichiatri non è venuto neanche una, è venuta un'infermiera a partecipare a questo convegno. Poi nel 2011 è successo che è nato il Dipartimento Unico, il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Questo ci ha dato la possibilità di fare corsi di formazione per tutti gli operatori, sia della psichiatria sia del CERT, e quindi avvenivano su argomenti come carcere, psicofarmaci, disturbi alimentari, tabagismo, la figura dell'amministratore di sostegno, le famiglie molto problematiche. Veniva fatta una formazione in comune che coinvolgeva nuovamente i servizi sociali educativi del territorio, e infine anche il coinvolgimento dei familiari e dei volontari. Così nel 2012 con un collega avevamo poi organizzato un corso di formazione, la prospettiva psicosociale nell'approccio clinico del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, che consisteva in una ricerca sul campo con tutti i colleghi che partecipavano. Aveva come argomenti l'emergenza psichiatrica sul territorio, l'emergenza nei luoghi di cura, la visita domiciliare, la presa in carico, l'intervento in equipe multidisciplinare, il progetto terapeutico, il fine terapia. Venivano fatti lavori in piccoli gruppi su casi clinici
avvenivano scambi tra operatori dei vari servizi, che gli operatori si mettevano d'accordo ad andare stare nell'altro servizio e cercare di capire come lavoravano. Questo ha comportato comunque una visione più integrata e ha permesso una ristrutturazione degli interventi del centro salute mentale, per esempio. Attese di settimane e mesi per una prima visita venivano riorganizzate. Abbiamo sviluppato le linee guida per l'accoglienza diretta, in modo che l'accoglienza fosse in ogni caso immediata, e poi da lì ne deriva poi la consulenza oppure la presa in carico. Venivano introdotte le riunioni d'equipe con i verbali, con l'elaborazione di progetti terapeutici individualizzati e percorsi di cura. Criticità, buchi nell'organico, perché a Olbia, non essendoci l'università, siamo anche messi male anche per il personale medico, perché è tutto centrato un po' su Cagliari e Sassari, e quindi facciamo molta fatica proprio con le 12 ore, no? Facciamo tuttora lunedì, venerdì 12 ore e sabato 6 ore di apertura. L'altra criticità è che quando noi parliamo di interventi presso le strutture comunitarie, dobbiamo prendere sempre in considerazione che non è che noi decidiamo che uno che viene dimesso per esempio dal OPG va automaticamente in una struttura e poi eccetera, ma bisogna costruire un percorso per le strutture, nel senso che bisogna lavorare sia sull'invio, sul comprendere la necessità di andare, sia sul permanere, utilizzare quel momento per lavorare con la famiglia, con la struttura insieme, e lavorare poi sul reinserimento. E di nuovo lì la criticità, come facciamo il reinserimento? Sì, abbiamo un'equipe, però abbiamo bisogno, specialmente nella salute mentale, oltre medici e infermieri, delle altre figure. Non abbiamo un psicologo, non abbiamo educatore, vengono educatori psicologi perché magari riusciamo a beccare qualche progetto da parte della regione che partecipiamo, ma poi dopo 6 mesi, dopo un anno, finisce la risorsa. E quindi c'è questa criticità. Sappiamo invece che è molto importante avere queste figure per il lavoro sul territorio. Abbiamo poi il centro diurno, dove abbiamo delle attività di riabilitazione come pranzo, equitazione, giardinaggio, cura di sepici, eccetera, musica, teatro, lettura e ginnastica rivolti ai pazienti. Poi abbiamo gruppi di psicoterapia, gruppi di formazione, gruppi di autoaiuto per i genitori e riunioni settimanali con il volontariato che collabora nell'attività del pranzo e della riabilitazione. Infatti ci sono questi volontari che in cambio della formazione danno una grossa mano nel tenere aperto questa struttura, no? e farla lavorare dignitosamente. I gruppi sono in parte co-gestiti con loro, con questi volontari, che spesso sono reclutati tra i genitori o tra altre persone che vorrebbero partecipare al lavoro. Comunque uno dei risultati poi direi importanti con l'esterno della rete psichiatrica o della rete del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze è diventata poi la cooperazione in rete con gli altri servizi attraverso formazioni e attraverso protocolli condivisi, come per esempio la procedura per l'amministratore di sostegno. Abbiamo tenuto un convegno su questo argomento, il passaggio dei casi con la neuropsichiatria infantile, dove c'è il problema
del passaggio tra i due servizi, protocollo d'intesa con i comuni per la presa in carico congiunta di casi, proprio anche per creare attraverso la rete un'integrazione con figure educative, assistenti sociali, che noi all'interno abbiamo poco, no? E dove questo rapporto con i comuni si è rivelato poi anche molto importante. Per esempio col comune di Olbia abbiamo in convenzione 2 alloggi assistiti, uno per uomini e uno per donne. Poi un protocollo sempre attraverso queste formazioni comuni, un protocollo con il Tribunale di Nuoro per i minori, che hanno commesso dei reati, e poi il protocollo di cooperazione con Prospettiva Donna per la collaborazione rispetto alle situazioni di violenza subite oltre questo abbiamo sviluppato delle procedure per il ricovero in strutture residenziali convenzionate, in modo da lavorare in modo omogeneo anche rispetto a questi inserimenti. Abbiamo qualche difficoltà con le comunità o strutture sarde per l'accoglienza di persone troppo complesse, cioè che a volte si è costretti a ricoverare nel cosiddetto continente perché o perché le attese sono molto lunghe, oppure perché proprio c'è una difficoltà segnalata da parte della comunità di accogliere. Quindi in questo momento abbiamo 3 casi in OPG per i quali abbiamo formulato dei progetti di dimissione con un po' queste difficoltà, no? Abbiamo una disponibilità perché è vero che abbiamo il reinserimento territoriale poi come ultimo fine, no? Però ci va, per esempio, per l'impatto rispetto alla famiglia, rispetto alle condizioni di come ci va un passaggio, un periodo di passaggio. Grazie. Ringrazio molto Amadeus, perché nonostante le difficoltà, le criticità che comunque ci ha raccontato del CSM di Olbia, lui ci rappresenta una buona pratica, e questo è decisamente, positivo, importante per chi lavora nel servizio territoriale e per le persone che utilizzano quel servizio. Sì. Ma volevo ancora farvi vedere poi che cerchiamo anche di metterci in rete con gli altri centri della psichiatria. Il nostro centro diurno, che al piano terra del CSM, è rimasto alluvionato, quindi siamo stati, anche come CSM lavoravamo senza luce, senza comunicazioni telefoniche eccetera per parecchio tempo, e c'è una rete si può dire una rete di centri diurni, no? Che abbiamo lavorato con il centro diurno di Sassari, che è venuto accorendoci, insomma. Abbiamo adesso una festa di Natale con il centro diurno di Sorgo, no? Che passavamo sulla Terra Leggeri, che porteranno uno spettacolo, e cerchiamo anche di lavorare in rete all'interno di queste strutture della psichiatria. Grazie molto.